Proteggere i cittadini dai criminali. E questa sicuramente una delle tante emergenze che sta vivendo la città di Agrigento, perché forse mai come in questo periodo i delinquenti hanno messo a segno tanti colpi a danno di diverse villette ubicate soprattutto nel lido agrigentino di San Leone. Furti in continuazione che stanno creando preoccupazione e paura tra i residenti. Nella zona compresa tra via dei Giacinti, via dei Garofani e via Restivo, i residenti hanno dato vita ad un comitato e sono sul punto di attivare un sistema di videosorveglianza a 360 gradi. È l'unico modo a questo punto, affermano gli interessati, per tutelarci, visto che i malviventi non mollano neppure davanti ai controlli delle forze dell'ordine. Si potrebbe dire che è in atto, per quanto riguarda proprio San Leone, una vera e propria sfida allo Stato. Il questore di Agrigento, Maurizio Auriemma, ai nostri microfoni qualche settimana fa, ha rassicurato i cittadini agrigentini dicendo che il lavoro investigativo per individuare i responsabili dei furti è in corso e potrebbe portare presto ai risultati sperati. Questo naturalmente è l'augurio di tutti. Noi siamo in attesa di poter avere dei riscontri dal punto di vista investigativo, per cui stanno lavorando non solo gli organismi preventivi sul territorio, ma anche le strutture investigative d'intesa con il Procura della Repubblica, per poter poi assicurare davvero, insomma, alle patrie galere i responsabili di questi fatti così criminali e oltretutto invasivi della libertà individuale delle persone. Ieri sempre il questore di Agrigento è tornato sull'argomento sicurezza, intervistato dal direttore di TVA Arturo Cantella. Sono severo con me stesso, nel senso che non mi accontento di quello che facciamo, perché abbiamo ancora molto da fare sul piano del recupero della legalità, della tranquillità, e i dati che noi abbiamo in possesso sicuramente sono confortanti. È anche vero che però al cittadino, quando ti entra una persona in casa, puoi avere tutti i dati di questo mondo, tutti i risultati positivi dal punto di vista anche dello scompaginamento delle organizzazioni criminali, ma al cittadino interessa il fatto che persone delinquenti hanno messo le mani nelle proprie cose. Quindi noi dobbiamo essere maggiormente presenti sul territorio, maggiormente riscoprire e conquistare la fiducia del cittadino che si rivolga a noi, perché tutte le segnalazioni che per alcuni possono essere magari superficiali, per noi sono opportune e sono importanti. Per ora c'è stato qualche problema sulle periferie, stiamo vedendo diversi furti, insomma in questo i cittadini sono un po' preoccupati, ci fanno diverse segnalazioni. Ecco, state cercando di aumentare il livello di controllo, in particolare mi riferisco alle zone di San Leone, Fontanelle, Monserrato, queste più periferiche dove magari l'attenzione non è al primo punto? No, noi siamo presenti in queste zone con quelli che possono essere ovviamente i contributi giornalieri da parte delle forze di polizia, e al di là dei piani coordinati di controllo del territorio predisposti in sede di prefettura con l'Arma dei Carabinieri, stiamo cercando, anche con l'utilizzo di risorse che il Dipartimento ci mette a disposizione come reparto di prevenzione dei crimini, di poter essere maggiormente presenti dal punto di vista della prevenzione. Non nascondo che stiamo lavorando dal punto di vista delle investigazioni con la Procura della Repubblica e siamo certi che avremo dei risultati. Quando non posso anticiparlo, ma stiamo lavorando, e questo mi lascia ben sperare, per dare un messaggio positivo di serenità alla cittadinanza.